sfiorato il pallone Castiglio. 46esimo abbondanti. Però una rimessa contro il Trapani. Gioca praticamente nella metà campo del San Marino Cacciardo. Pallone che viene addomesticato al numero 18 Defendi. Era Dumbia. Il lancio di Dumbia, dopo questo di Pagliarulo, vai fuori poi il Coda. Tenta il tiro, colpisce il quarto Pagliarulo. Ancora Dumbia. Con la testa Coda, poi Caccetta. Ora Tedesco. Mancoso può ripartire l'attacco e distendersi in avanti. Ora Pirrone. Pirrone prolunga per Mancoso. Mette in area Mancoso, viene anticipato Castiglio poi dal numero 3 Crivello. Dumbia. E Dumbia viene messo a terra da Pirrone, ci sarà cartellino. Il giocatore del Trapani ha messo a terra l'avversario in una potenziale azione pericolosa. Tifosi infestanti mentre sta per concludersi la partita, mancano praticamente 15 secondi alla fine del recupero concesso dal direttore di gara. San Marino che lancia in avanti il pallone, il colpo di testa di Daiello, utilissimo in queste circostanze. Ancora Daiello, poi Gammino prolunga, ora Castiglio finisce qui, il Trapani batte il San Marino 1-0, con gol al 25esimo del secondo